Buon pomeriggio da Leggi Falqui con le immagini a cura di Alberto Tosini. Siamo pronti a vivere insieme a voi Cagliari Kickoff, sesta giornata di Serie A al Palacconi A. Gabbi si dimentica la palla, Pellegrini, occhio Pellegrini, palo pieno ancora Pellegrini, ci può provare, e la seconda è quella buona, seconda rete in campionato di Faustin Pellegrini. Sceglie di non esultare contro la sua ex squadra come Coquito contro la femminile Molfetta. Punteggio anche cambiato velocemente, può ricambiare con Gabbi, subito ce l'ha scritto nella maglia, 1-1. Reazione non immediata, di più da parte del Kickoff, che ha sorriso al Cagliari, non al Kickoff. Coquito ci riprova col mancino, palo rete, 2-1. Si è riportato avanti il Cagliari nel momento più difficile finora della sua partita. Il ruggito della boliviana Coquito al secondo tentativo ha trovato il gol. Dall'altra parte però subito Copari, immediata ancora una volta la reazione del Kickoff, ancora una volta sembra quasi che abbia bisogno di subirlo il gol la squadra di Russo per farlo. 2-2 per la seconda volta, un pareggio immediato. Si sta notando abbastanza, occhio intanto al regalo Pellegrini, la doppietta, 3-2, un altro gol delle Cagliari, in un altro gol di questo primo tempo, sono già 5. Doppietta per Faustin Pellegrini, il graffio dell'ex. Virdis intanto, passa Virdis cerca la porta, poi dietro Pellegrini, ancora Pellegrini, tripletta di Pellegrini, 4-2 Cagliari. L'inizio peggiore per il Kickoff, l'inizio migliore per il Cagliari che fa +2 adesso. Vecchione che adesso corre in avanti, ma c'è il regalo del Cagliari, una Gabbi ed è gol di Gabbi. Ha sbagliato lei, l'ha fatta più grossa però. Carboni Tonga è tornato dentro la partita pienamente Kickoff, -1 con la doppietta di Gabbi De Sosa. Vicino a Baldassari, Bovo vuole andare fuori, ma quasi la consegna a Vecchione, poi ce la si per Coppari, Bovo non può sbagliare, 4-4, la pareggiata il Kickoff con la sua capitana Arianna Bovo. Poi Borges, Ricotti di Borges, il gol del 5-4, questa volta non ha sbagliato, col doppio tentativo a disposizione Bruna Borges. Kickoff in vantaggio, Vecchione si deve stringere invece il Kickoff per difendere, deviazione incredibile con l'autogol e 5-5. Che finale al Palacconi A, la ripresa il Cagliari, non c'è il tempo, ci proveranno comunque, palla avanti, finisce qua. Che spettacolo al Palacconi A, ci hanno fatto divertire Cagliari e Kickoff.